Buongiorno, siamo sulle splendide colline tra Poggi e Civezza. Ci troviamo qui oggi per la vendemmia. Ciao bambini. Ciao. Dove ci troviamo esattamente? Ci troviamo a Cian de Basue. Che uva stiamo vendemmiando? Buongiorno. Rossese, buongiorno. Rossese, DOC, Riviera Ligure di Ponente. Ecco, quest'anno com'è andata l'annata? Particolarmente valida, perché il meteo è stato favorevole e quindi l'uva si è sviluppata, è cresciuta bene e riteniamo che abbia un buon equilibrio, che debba dare un buon vino. È che da tanto tempo che si dedica a questa coltivazione, perché ha cominciato questa attività? Cominciata per gioco, per passione e poi pian piano siamo cresciuti e adesso riusciamo ad avere un quantitativo abbastanza importante di uva. Ecco, possiamo spiegare cosa vuol dire Cian de Basue? Sì, i vecchi pensavano che in questo piano venissero le basue a ballare, a raccontarsela, e le basue sono le streghe di una volta, no? Streghe liguri, non le streghe quelle più strane di Halloween. Ecco, un ritorno alle tradizioni, è bello tornare alla vita di campagna, alla vendemmia, ci sono tanti bambini oggi, avete fatto una bella festa? E sì, soprattutto una festa di cucina, di bisboccia, perché alla fine poi della vendemmia è uso poi fare una bella mangiata, quindi mia moglie si è impegnata da questa mattina a fare intingoli e cose buone per poterle proporre alla fine poi della vendemmia. Bene, avete mangiato bene bambini? Certo. Cosa avete mangiato di buono? Pizza, torta verde e formaggio. Soprattutto formaggio per te. Bene, facciamo vedere l'uva che avete raccolto? Ne tirate su 1 o 2 grappoli che la facciamo vedere. Ecco, uva nera. Sì, un'uva particolarmente adatta per questo tipo di territorio. Infatti prima di impiantarla abbiamo fatto un esame del terreno e quindi si è giudicato che poteva venire bene. Infatti i risultati ci sono, un'ottima produzione, una qualità all'altezza della situazione. Negli ultimi 20 anni il vino ligure si è evoluto, giusto? Direi di sì, perché si è passati da un'attività artigianale del contadino che faceva il vino e pensava di fare il miglior vino che si potesse essere. In realtà era un vino che piaceva solo a lui, perché non rispettava i principi igienici, i metodi di lavorazione che una buona vinificazione richiede. Sì, adesso si guarda molto alla qualità, quindi le fasi della vendemmia quali sono? Le fasi della vendemmia sono raccogliere l'uva e portarla poi nella cantina dove viene lavorata. L'uva deve essere sana prima di tutto, matura al punto giusto, e poi a questo punto si porta da un vinificatore che sia un professionale che sappia fare il vino. Bene, allora adesso portiamo l'uva alla cantina. Siamo all'interno della cantina Ramoino, abbiamo portato l'uva de Cian de Basue, siamo qui in compagnia di Fabrizio, il figlio del titolare della cantina, che ci spiega le fasi della vinificazione. Sì, allora la prima fase, appena l'uva arriva in cantina, si va nel reparto di pigiatura, quindi abbiamo una diraspa pigiatrice dove il grappolo dove gli acini vengono separati dal raspo, il raspo va eliminato perché creerebbe dei problemi durante la vinificazione, e il pigiato, quindi gli acini leggermente schiacciati con dei rulli abbastanza larghi, viene poi pompato con una pompa all'interno della vasca dove avverrà la fermentazione. Ok, magari adesso ci dirigiamo a vedere questi macchinari. Allora, siamo nel reparto di pigiatura. Questa è una diraspa pigiatrice, per cui all'inizio vengono separati gli acini dal raspo, i raspi usciranno dalla parte terminale della macchina, mentre il pigiato cadrà nella pompa, che pomperà appunto il pigiato all'interno della vasca dove avverrà. Dalla prima fase si passa poi alla fermentazione, per cui le uve ammostate vengono aggiunti dei lieviti selezionati che trasformeranno tutto lo zucchero presente nelle uve in alcol,
e altri prodotti secondari che poi danno le caratteristiche olfattive e gustative al vino. In questa fase vengono continuamente fatti dei rimontaggi, per cui il vino viene ripompato sulle bucce che a causa della produzione di anidride carbonica le bucce si trovano tutte nella parte alta della vasca e ripompando il vino sopra si ha appunto l'estrazione di tutte le sostanze che sono nella buccia che vengono quindi trasferite nel vino. Ecco, per quanto tempo? Rimarrà in rimontaggio per circa una settimana, a seconda poi della temperatura anche a cui si svolgerà il processo, che deve essere ovviamente controllata. E questo è il mosto appena ottenuto dalla spremitura dell'uva, è particolarmente profumato, molto dolce e piacevole al gusto e all'olfatto. E io spero che da questo mosto venga fuori un vino altrettanto buono. Senz'altro, quindi ci vediamo? Ci vediamo tra circa una settimana per svinare. Ma adesso all'interno del locale degustazione e facciamo vedere il vino di produzione Chan de Basue, che è un rossese, giusto? Sì, questo è del 2011, quindi è un anno in più, è particolarmente aromatico ed equilibrato. Bene, adesso lo assaggiamo. Cin cin, alla prossima vendemmia.